Amici sportivi, appassionati di calcio giovanile, amici di Sportisini, buon pomeriggio e ben trovati al campo della Fincantieri di Palermo, pronti per assistere alla sfida tra Fincantieri e Fortitudo Bagheria, recupero della settima giornata del girone B del campionato regionale allievi Under 17. Una sfida che può dire tanto per entrambe le squadre che per l'appunto hanno una gara in meno rispetto al resto del plotone. In palio, dopo le prime 8 partite giocate, ci sarà il secondo posto della classifica alle spalle della capolista, ovvero sia il Buon Pastore, che in queste 8 gare ha trovato soltanto un pareggio su una strada fatta solo di vittorie. La Fincantieri, vincendo, andrebbe a quota 20, quindi da sola, a sole 2 lunghezze dalla capolista, mentre la compagine di mister Sandro Tarantino andrebbe vincendo a quota 19, dunque agganciando il team della Atena al secondo posto, in questo caso a 3 lunghezze dalla capolista. Due squadre che arrivano a questo weekend o meglio, scusate, a questo turno infrasettimanale con dei risultati importanti arrivati dall'ultimo weekend di campionato. Avremo modo e tempo per riassumerlo insieme, ma intanto pronti per il primo pallone di questo Fincantieri Fortitudo Bagheria. Mettetevi comodi, si comincia. Primo pallone gestito alla squadra ospite. A breve andrò anche con la lettura delle formazioni, partendo dalla compagine guidata da mister Giuseppe Di Fresco, che qui intanto attacca subito con la palla in avanti, subito intercettata. Poi prova a mettere ordine la Fortitudo. Fincantieri che gioca con maglia rossa, calzoncini blu, calzettoni rossi, attacca da sinistra a destra in questo primo tempo con Prestigiacomo tra i pali, maglia numero 1, poi in ordine numerico Tantillo con il numero 2, Marino con il 3, Calisti con il 4, Mistretta con il 5, Gazziano con il 6, Schiavo con il 7, Catanzaro con l'8, Viviano col 9, Scafidi col 10, Scurato con l'11. Qui intanto la Fortitudo che prova ad attaccare, non arriva il pallone, allora la formazione della compagine bagherese guidata da Sandro Tarantino con Morvillo in porta, poi sempre in ordine numerico con il 2 Lopresti, con il 3 Insarauto, con il 4 Liga, con il 5 Chiello, con il 6 Flamia, col 7 La Rosa, con l'8 Piraino, con il 9 Scardina, con il 10 Ribaudo, con l'11 Rotolo. Allora possiamo andare finalmente con il racconto di questa partita. Vedete anche questa fascia di luce che non è altro che un raggio di sole. Si gioca alle 15 di mercoledì, i ragazzi chiaramente non sono abituati. Sole che presumibilmente verso la fine della partita si appresterà a tramontare alle spalle dei palazzi che sormontano il terreno di gioco della Fincantieri. Qui intanto l'uscita ottima da parte del portiere Morvillo, che mette in movimento i compagni, in particolare Lopresti. Palla lungolinea gestita poi davanti alla panchina da Scardina, che viene però fermato ancora per Fortitudo con Liga fermato in maniera regolare. Scafidi, il tocco centrale ancora per Catanzaro, poi Scafidi in 2 tempi, la gioca in avanti, cerca il controllo Viviano che viene fermato, c'è però a dargli una mano Scurato, fermato dall'intervento di Lopresti che gioca a lungolinea. Allora attenzione a Piraino che può accendersi, palla dall'altra parte per La Rosa che può avanzare con spazio, viene rimontato però da Schiavo, poi la palla può diventare buona per Insarauto. Insarauto attacca la profondità, va sul fondo, mette in mezzo un pallone comodo per l'uscita da parte di Alfonso Prestigiacomo, quale rimette subito in gioco Tantillo. Palla in avanti per la corsa di Scurato che può andare in velocità, ancora Scurato inseguito da Flamia, il quale riesce a scortare il pallone fino alla linea di fondo campo. Rinvio per Morvillo. Gioca corto Morvillo per i compagni della difesa, Chiello e Flamia. Quel tocco, lancio lungo per Insarauto che anticipa un avversario, la palla viene tenuta in campo, anzi no, da La Rosa. Questa laterale per Mistretta. Lungo, cerca Viviano che cerca di girarla su Scurato, poi non riesce a liberare la Fortitudo. Allora palla lunga, colpo di testa da parte di Flamia.
poi il lancio di Chiello, la rosa al volo, riesce a giocarla in avanti ma non a trovare compagni. Schiavo, ben servito da Gaziano, può andare Schiavo in mezzo a due, prova a girarla ma non trova Scafidi. Scafidi adesso imbeccato dopo la palla recuperata da Catanzaro, poi fallo non secondo l'arbitro ai danni di Scafidi. La rosa cerca la palla in verticale, non riesce a controllare Ribaudo, quindi allontana la difesa della Fincantieri. Poi in due tempi riesce a liberare Marino, colpo di testa di Lopresti però dalle parti di Tantillo, fermato dal suo collega di numero, l'altro numero 2 in campo, che adesso va anche a pressare su Catanzaro, il quale difende l'uscita del pallone in fallo laterale. Se ne occupa Tantillo, cercato e trovato scurato, poi Scafidi non bene di testa. La rosa controlla a seguire che per poco non imbecca i compagni, poi allontana la difesa della Fincantieri con Insarauto che protegge l'uscita del pallone in fallo laterale. Ancora Insarauto, palla in avanti ancora del numero 3 che cerca e trova il solito La Rosa, molto servito dai compagni in questa prima parte. Qui Mistretta fa bene scudo con il corpo, poi riesce ad alleggerire, c'è la palla allontanata in qualche modo da Gaziano, poi il controllo di Schiavo, fermato La Rosa, scambia con Rotolo, l'intervento in chiusura da parte di Mistretta che poi alza la voce con i compagni. Ma è comunque fallo laterale per la Fincantieri, i primi 5 minuti e 25 secondi di gioco che se ne sono andati. La palla per Ribaudo che riesce a girarsi, evita l'intervento dell'avversario, ancora Ribaudo, va al centro, colpo di testa e palla che si perde fuori col primo tentativo da parte della Fortitudo. Dopo 5 minuti e 35. Prestigiacomo costretto ad andare lungo, anche se sbaglia il rinvio, riesce Scardina a gestirla, poi La Rosa, pallone di ritorno per il suo numero 9 che è in posizione regolare, Gaziano sulle sue tracce, ancora Scardina, fermato dal numero 6 della Fincantieri. Fincantieri che, così come la Fortitudo Bagheria, ha salutato il weekend dell'8ª giornata con una vittoria. Fincantieri ha vinto per 2-1 sul campo del Team Calcio con i gol di Catanzaro e Marino. Nel finale di primo tempo invece Fortitudo ha messo a segno 6 reti contro il Canicattì, con Rotolo protagonista con una doppietta. Tanto torniamo in cronaca perché c'è una palla giocata in avanti, Prestigiacomo la fa sua senza alcun problema. Prossimo turno, la 9ª giornata di campionato, ancora un turno interno per la Fincantieri e sarà una specie di derby, visto che Fincantieri e Vis Palermo, che è avversaria proprio qui sul terreno di gioco di via Calcedonio, fanno parte del gruppo CUS Academy, l'Academy del CUS Palermo, con i ragazzi di Di Fresco che affronteranno quelli di Mister Salvodemma. Qui intanto buon recupero da parte di Scurato, il quale va al duello con Flamia. Poi la chiusura del capitano della Fortitudo, il tocco per Piraino che gioca in avanti alla ricerca di Ribaudo, colpo di testa da parte di Marino. Poi ancora arriva Scardina che controlla, non tiene però il pallone in campo. La Fortitudo invece sarà di scena in quello che sarà senza ombra di dubbio il big match della 9ª giornata, visto che di fronte ci saranno la squadra di Mister Sandro Tarantino e il Buonpastore capolista. E qualora dovesse arrivare un risultato favorevole oggi per gli ospiti sarà prima contro seconda. Tanto recupera palla Catanzaro, lancio in avanti, intercettato da Chiello. Il primo ad arrivare sul pallone è Mistretta che la gioca di prima ma trova solo maglie blu, in particolare quella di Liga che la gioca sulla Rosa. Rosa fermato, ancora il numero 4 a gestire il pallone, anzi si tratta di Rotolo, adesso Liga. Insarauto, lancio
calcio lungo di Insarauto, la palla che arriva dal numero 10 Ribaudo, che la gira su Scardina, chiude bene, in questo caso Gaziano, poi lancia in avanti, Scurato col controllo in bello stile, prova ad andare 1 contro 1 con Flamia, Scurato allunga la falcata, Flamia con eleganza e anche subendo un fallo col direttore di gara che concede vantaggio. Liga, palla recuperata da Calisti, Viviano, cercato Scurato, anzi Catanzaro fermato, poi ancora Calisti a pressare, ma la Fortitudo avanza con un passaggio però sbagliato da Piraino. E dunque rimessa che verrà eseguita da Gaziano, colpo di testa, poi Calisti allontana Liga che alza questo campanile, colpo di testa di Gaziano, poi Calisti la gira col sinistro, Scafidi vince il duello aereo, Scurato fa passare Viviano, può avanzare Viviano che corre, inseguito da Chiello, ancora Viviano sul fondo, sempre in surplus, mette al centro e allontana in calcio d'angolo Insarauto, primo tiro della bandierina, quasi a ridosso dello scadere del 10° minuto di gioco, sempre 0-0 in questo recupero della 7ª giornata del girone B del campionato nazionale, regionale, scusate, allievi under 17. Ricordo ovviamente che la sfida tra Fortitudo e Vis, scusate, tra Fincantieri e Vis, intanto occhio al calcio d'angolo allontanato Scardina, può uscire palla al piede, almeno ci prova, queste sono le sue intenzioni, poi la gira sulla Rosa, la Rosa prova a fare passare, chiude Schiavo, rimessa Fincantieri, dicevo che ovviamente la sfida tra Fincantieri e Vis Palermo di sabato pomeriggio alle ore 15 sarà visibile sul canale YouTube di Sportisili, come tutte le partite interne di Fincantieri, Vis Palermo e Cus Palermo, ovviamente del gruppo Cus Academy, in collaborazione ovviamente con il centro universitario sportivo di Palermo. Qui intanto conclusione di Catanzaro respinta, ancora Catanzaro a lottare, chiude bene Flamia che però non riesce a allontanare, poi è bravo a far passare Rotolo e a servire la Rosa. La Rosa sfida Calisti, allunga la falcata, serve bene Ribaudo però a prendere il centro, raddoppiato e fermato, l'arbitro vede un fallo da parte di Calisti, punizione Fortitudo. Ricordo anche che, e questo lo anticipiamo per quelli che sono poi i programmi del fine settimana, andremo in diretta dal terreno di gioco del Cus Palermo per l'appunto, per la gara dei giovanissimi regionali under 15 di Cus Palermo e Concadoro Monreale. Spazio ovviamente anche per il calcio a 5 con la sfida tra Real Termini Recogest e Messina Futsal, sabato pomeriggio ore 16. Intanto occhio a questo calcio di punizione con il fischio del direttore di gara, la battuta di Ribaudo sul palo coperto dalla barriera, bene, senza problema a bloccare Prestigiacomo, si è mosso bene correndo per vie laterali il portiere della Fincantieri che va a rilancio lungo, però non ci sono compagni che possono arrivare, allora Insarauto col controllo tutto solo può girarsi il terzino sinistro di mister Tarantino. Liga, ancora Insarauto con spazio, alla palla lunga intercettata da Calisti, poi Liga dal 4 all'altro, ancora Calisti al recupero, questa volta trova Viviano, controllo, si gira Viviano contrastato da Chiello, poi spazza Flamia, non riesce, il controllo a Ribaudo, allora Fincantieri che può liberare ma non riesce a far girare il pallone in maniera fluida la squadra di Di Fresco che ancora non ha imposto il gioco, allora dall'altra parte costretto a chiudere Marino, poi palla allontanata da Gaziano e per la palla messa fuori c'è Scardina a terra proprio in corrispondenza con questo fascio di luce che arriva dal sole, naturalmente non è nulla di dipendente dalla nostra volontà, però
Si è rialzato Scardina, il pallone restituito. Tanto l'avanzata con la conclusione deviata da parte di Scurato però ad arrivare Viviano, c'è l'uscita da parte di Morvillo che fa solo la sfera senza grossi problemi. Chiello, Insarauto, la sterzata da parte del terzino sinistro della Fortitudo che lancia la Rosa, c'è superiorità da quella parte, la Rosa se ne accorge e serve sulla corsa Rotolo, Rotolo riesce ad allungare la falcata, la palla è rimasta, no, non è rimasta in campo, era nettamente fuori. Fischio con un paio di istanti di ritardo, con la palla che era arrivata in mezzo per Scardina e per ribalto. Schiavo può ricevere senza problemi, però non va bene col controllo, allora Insarauto guadagna un fallo laterale Schiavo. Viviano, mangiato da Insarauto, poi riesce anche a resistere ad una carica. Calcio di punizione fischiato dal direttore di gara. La Rosa passa su Mistretta, subentra Schiavo a dare una mano. Allora si riparte da Prestigiacomo, il rinvio non perfetto, chiaramente i rimbalzi su un terreno di gioco così irregolare possono fare la differenza. C'è il colpo di testa da parte di Rotolo, poi quello di Marino, ora Calisti. Viviano ha provato a far base sul corpo di Chiello ma non è riuscito nella giocata. Colpo di testa da parte di Marino, poi controlla in uscita Lopresti. Qui la palla recuperata senza commettere fallo di mano da Gaziano che poi spinge su Lopresti. L'arbitro lascia giocare, poi unisce la trattenuta da parte di Andrea Gaziano. Intanto sbaglia la difesa della Fortitudo e concede dal nulla un fallo laterale alla squadra di casa. Se ne occupa Schiavo, arriva Scurato, la palla è per lui, ancora Schiavo che cerca di puntare, poi Scurato in fuorigioco. Calcio di punizione per la Fortitudo Bagheria, se ne vanno i primi 17 minuti del match. La battuta di Chiello, anticipo ai danni di Ribaudo, poi anche Scafidi fermato, colpo di testa di Catanzaro, non riesce però a gestire il pallone Viviano, di testa Mistretta, poi Schiavo prova ad arrivare, lo anticipa però Ribaudo raddoppiato, riesce a tenere il pallone, poi scarico su Flamia che di fatto la regala a Schiavo, sì, può andare Schiavo in avanti verso Viviano e però a prendere in velocità Chiello, bravo però Chiello a usare il fisico, la palla rimane in campo anche con una nube di sabbia che forse aiuta il numero 5 della Fortitudo a gestire la sfera. Rinvia Marino, poi Mistretta si aiuta e poi mette fuori. Controllo di Piraino che poi scambia con Liga i due perni del centrocampo della Fortitudo, poi Scardina, il tocco per Rotolo che allarga ma sbaglia il tocco, poi non riesce a controllare la Scardina, esce Calisti. Viviano, buona la sponda per Scurato, è un 2 contro 2 molto pericoloso per la Fincantieri, allunga la falcata Scurato contro Flamia, arriva Chiello a dargli una mano e a chiudere in fallo laterale, anzi in fallo di fondo. Qui bene
la coppia centrale, la connection funziona tra Flamia e Chiello. Il primo era un po' in difficoltà nell'1 contro 1 in velocità con Scurato e allora il suo compagno di reparto gli ha dato una mano. Qui sbaglia il tocco, rotolo a servizio di Inzarauto e allora fallo laterale per la Fincantieri. Viviano passa, poi Schiavo chiuso da Inzarauto, poi c'è il controllo da parte di Piraino, colpo di testa di Gaziano in avanti, è rientrato al fuorigioco Scurato e allora non si fida, lo presta. Catanzaro la gira, non c'è nessuno a raccogliere, colpo di testa di Inzarauto che potrebbe favorire Viviano, per alla fine arriva Liga, non riesce il controllo a Ribaudo, colpo di testa allora, poi il rimpallo che sfavorisce la Fortitudo, altra rimessa in zona d'attacco per la Fincantieri. Fallo laterale ancora per Mattia Schiavo. Viviano spalla alla porta, viene sempre a prendere i palloni, poi prova a girarla per Scurato, fa buona guardia Liga che riesce ad uscire, subisce il fallo del numero 9, calcio di punizione già battuto proprio da Liga. La Rosa converge, chiusura di Catanzaro, poi allontana Mistretta sui piedi di Liga, palla alzata, colpo di testa a mettere fuori da parte di Gaziano, poi Scafidi prova ad arrivare, commette fallo su Liga, rimane a terra il centrocampista centrale della Fortitudo Bagheria. C'è già un cambio. Ha cambiato qualcosa nel suo scacchiere Mister Di Fresco con l'ingresso in campo di Scrimenti. Tanto c'è la battuta di questo calcio di punizione allontanato da Marino, poi il lancio in avanti, posizione di fuorigioco. Dovrebbe essere uscito Tantillo se ho visto bene. Cioè, Tantillo è ancora in campo. A lasciare il campo è stato Scafidi con la maglia numero 10, quindi fuori il 10 dentro il 20. Primo cambio per la Fincantieri dopo neanche metà del primo tempo giocato. Al 21esimo minuto è arrivato il cambio, siamo al 22esimo adesso e giriamo adesso la boa di metà della prima frazione con Viviano che prova a portare a spasso il pallone e Chiello. Viviano cerca la finta, vince il rimpallo, ancora Viviano, finta il cross, l'effetto adesso, guadagna calcio d'angolo il numero 2 nella partita per la squadra di Di Fresco, che continua a caricare e impartire indicazioni ai suoi, mentre Tantillo va alla battuta. Angolo per il numero 2 che continua ad agire sull'out di sinistra in quello che è un 3-4-1-2 quasi per Di Fresco. Intanto la battuta proprio di Tantillo, colpo di testa che non arriva, poi Mistretta, la palla rimane lì, conclusione salvata sulla linea, poi Scrimenti non riesce a ribadire e palla gol clamorosa nonché ripetuta per la Fincantieri. Si salva la Fortitudo.
Tanta confusione, ma alla fine riesce a salvarsi la squadra di mister Tarantino, che gioca subito in avanti, chiuso la rosa da Mistretta. Palla girata verso Viviano, controlla a seguire di ottima fattura da parte del numero 9 della Fincantieri, che va a puntare Chiello, questa volta in velocità e non da fermo. Ancora Viviano, cerca di farla passare, cerca poi testa a mettere fuori, ma c'è Schiavo che alimenta l'azione. Schiavo prova a passare, vince un contrasto, vince anche un altro rimpallo contro Chiello, si gira e calcia. Palla sopra la traversa, tutta la grinta di Mattia Schiavo in questa circostanza, palla che però esce e opportunità che sfuma per una Fincantieri un po' più convinta nei propri mezzi negli ultimi minuti. Vedremo anche se il cambio tra Scafidi e Scrimenti porterà degli effetti benefici all'attacco della squadra in maglia rossa, che insiste con Calisti. Mistretta, lancio pericoloso, arriva comunque Randazzo di Catanzaro ovviamente, poi la palla persa dalla Fincantieri, allora Fortitudo che spinge con Ribaudo, Catanzaro sulle sue tracce, poi altra palla recuperata sempre dal numero 10 che mette al centro la rosa, la respinta da parte di Presti Giacomo. Opportunità ghiotta qui per la Fortitudo allo scadere del 25esimo minuto, con la rosa che si è fatto trovare pronto, ma ancora più pronto si è fatto trovare Presti Giacomo. Qui Fincantieri che cerca di uscire in ripartenza con Viviano, altro controllo delizioso da parte del numero 9, questa volta legge bene la situazione Chiello, che però è costretto a mettere in fallo laterale. Con le mani Schiavo, cercato Viviano che non riesce questa volta a controllare, allora il fallo laterale questa volta è per la Fortitudo e per Inzarauto nello specifico. Liga, Inzarauto cerca ancora una volta la palla in verticale sulla stessa banda, chiude Marino che si è anche fatto male calciando. Arriva mister Di Fresco dalla sua panchina col ghiaccio. Si rialza Vivian Marino, ricordiamo ha già ricorso a un cambio il mister Di Fresco con l'ingresso di Scrimenti. Beh, alla caviglia adesso evidentemente è ricaduto male il numero 3. Signore, vai. Grazie, raga. Restituito il pallone alla Fincantieri con tanto di apprezzamento e ringraziamento da parte di mister Di Fresco. Mentre buona notizia per quanto riguarda la banda luminosa al centro schermo, almeno in alcuni scorci di partita. Il sole sta per nascondersi dietro ai palazzi, quindi non ci sarà più quella banda che presumo essere molto fastidiosa per chi guarda la partita. Eccola qui.
certe cose non consente neanche di mettere bene a fuoco, ma sono le conseguenze. Calcio di punizione, 29esimo quasi scaduto, sul pallone c'è Liga. L'arbitro fischia per far rimettere in gioco il pallone che arriva nel cuore dell'area della Fincantieri. Prestigiacomo in uscita in qualche modo, fischia l'arbitro. Calcio di punizione per la formazione in maglia rossa. Matti, schiavo. Matti, stai calmo. Si è rialzato Prestigiacomo, calcio di punizione, arriviamo alla mezz'ora. Il punteggio che è sempre di 0-0, poche, per dire la verità, le occasioni da annotare, in particolare quella mischia nell'area della Fortitudo in cui Scrimenti in particolare non è riuscito a ribadire in porta. È un minuto circa più avanti è arrivata la grande palla gol per la Rosa, respinta distinto da Prestigiacomo. Qui intanto non riesce a tenere il pallone in campo proprio il numero 7. Rimessa che verrà eseguita da Mistretta, palla lunga, colpo di testa da parte di Rotolo, poi subentra nell'azione Scurato che allarga sulla sinistra per la corsa di Tantillo atteso da Lopresti. La palla era già uscita, quindi fallo laterale per la Fortitudo Bagheria. Va lungo Lopresti alla ricerca di Ribaudo che controlla, trova Rotolo, c'è poi un fischio, un fallo e un calcio di punizione in favore degli ospiti. Liga per Inzarato, controllare in perfetta solitudine, lancio in avanti Mistretta con l'aggancio che però mette in ritmo la Rosa. La Rosa passa su Mistretta, mette al centro il pallone, forse un tocco col braccio, l'arbitro lascia giocare ed esplodono le proteste dei giocatori della Fortitudo Bagheria. Intervento probabilmente di Marino. Impassibile, ma chi lo conosce non ha dubbi. Mister Tarantino che non sta facendo una piega, ma a occhio e croce il tanto il direttore di gara concede calcio d'angolo e porta a protestare anche la Fincantieri perché forse la palla era uscita per vie laterali e non dal fondo. In ogni caso tiro dalla bandierina per Ribaudo con le torri della Fortitudo che sono salite. La palla in mezzo, allontana Gaziano, scardina il più lesto ad arrivare, palla respinta dalla difesa, poi Scrimenti con il fallo. Calcio di punizione dunque per la Fortitudo, momento teso della partita. E la battuta da parte di Rotolo in qualche modo tocca Catanzaro, poi la palla rimane lì. Attenzione a Ribaudo, fermato. Poi Liga con il tiro, deviato, può arrivare Flamia, ma c'è la chiusura da parte di Gaziano e questo è come un gol. Volevano il fuorigioco di Flamia, non sono del tutto sicuro che fosse in fuorigioco. Il capitano della Fortitudo
Forse un po' in confusione il direttore di gara dopo le ultime decisioni prese e mancate. C'è un fallo laterale per Insarauto. La palla che probabilmente arriverà in area di rigore, invece si va corti da Ribaudo. Insarauto, palla che arriva in mezzo, non la trova nessuno, in particolare Flamia. Insiste la Fortitudo con Scardina, fermato. Può ripartire la Fincantieri con Scurato, corre Viviano. La palla è per lui, ma Chiello ancora una volta fa ottima guardia. Scardina scambia con Lopresti, poi Flamia. Liga, Lopresti, ancora Flamia, la chiusura e allora Scurato. Scurato fermato da Liga, che può addirittura innescare la ripartenza con Ribaudo, fermato però dall'intervento da parte di Catanzaro. Fa correre Tantillo, la palla passa, chiude Flamia in fallo laterale. Ultimi 10 minuti in corso. Partita che si è definitivamente accesa, purtroppo non per questioni tecniche, ma per le proteste da una parte e dall'altra. Vedremo ovviamente questi ultimi 9 minuti e mezzo di primo tempo. Tante cose, partita molto scorrevole, poco spezzettata, quindi anche difficile immaginarsi un recupero ancorché corposo. Intanto Viviano mette fuori, deve arrivare il pallone per il fallo laterale della Fortitudo. Ricordo ancora una volta, come detto anche in presentazione della sfida, che chi vince balza al secondo posto della classifica. Tanto Ribaudo con la palla per la Rosa. La Rosa va sul fondo, mette al centro, smanaccia Prestigiacomo, bravissimo in uscita, sia come scelta di tempo che come intervento. C'è un'altra rimessa per la Fortitudo con Insarauto. Qui Schiavo spinge Ribaudo, punizione. Con la squadra ospite che torna ad avanzare e con Liga. Il pallone, c'è anche un po' di vento che sta dando fastidio un po' alle due squadre quando si alza, quando aumenta di intensità. In ogni caso occhio a questo piazzato per la squadra guidata da Tarantino, con Liga che mette al centro, la palla rimane in area dopo l'intervento di Scrimenti, poi si impegna Schiavo per tenerla in campo, però può soltanto allungarla in fallo laterale. La rimessa di Insarauto a cercare Ribaudo. Liga propone in mezzo, una palla troppo lenta, interviene Catanzaro che poi spazza anche via. Poi Prestigiacomo sul pallone senza problemi, fa salire la squadra. Ultimi 6 minuti e mezzo di primo tempo. Poco spettacolo fin qui al campo della Fincantieri. Colpo di testa di Flamia,
Insarauto deve girarsi a inseguire il pallone per giocarlo. Viviano va a pressare male, meglio il terzino della Fortitudo, uno dei migliori fin qui in partita. Poi allontana Mistretta. Schiavo quasi incespica sul pallone, poi viene sgambettato, si continua a giocare. Schiavo, Scurato, la gira in avanti, chiude senza grossi problemi in uscita alta Morvillo. Flamia, colpo di testa da parte di Ribaudo, poi Calisti può mettere giù Catanzaro, ancora per Calisti che lascia a Marino. Gaziano, lancio lungo, cerca Scurato che fa sponda col petto, è quasi un autopassaggio, poi interviene Liga. Calisti di testa in qualche modo, poi Schiavo non controlla bene Schiavo, allora prova a ripartire la Rosa, subito raddoppiato e fermato, ma c'è un po' di confusione in campo, prova a risolvere Insarauto con il lancio. Scardina in posizione regolare, ha saltato Gaziano, Scardina in area, l'uscita da parte di Presti Giacomo, che poi si scambia il 5 con l'ala destra di mister Tarantino. E rilancio di Presti Giacomo dalle parti di Viviano, poi Flamia per l'uscita di Morvillo. Qui lo Presti fermato senza fallo da Scrimenti, si gioca Scrimenti in area, Scrimenti, il tocco per Scurato che si gira, finta il tiro, poi viene fermato, ancora Scurato non riesce a giocarla, anche perché si aspettava la presenza di Catanzaro da quelle parti. Ha lasciato scorrere il pallone, che è diventato preda comoda, facile per Morvillo. Flamia a lungo, interviene Gaziano, contrastato col fallo da Scardina. Qui mette giù il pallone Tantillo, con il direttore di gara che addirittura conta la distanza per un calcio di punizione che si sta battendo dalla linea centrale del campo. Bel fischio. Gaziano verso l'area, Liga lascia scorrere, c'è Scurato che scarica indietro, il cross allontanato, poi Catanzaro. Tantillo prende il centro, Tantillo sbaglia il tocco, legge bene la situazione Piraino, che può uscire in ripartenza per la Fortitudo. Piraino per Ribaudo, il controllo a seguire, quella palla lunga per la Rosa, che in posizione regolare la Rosa, l'uscita di Presti Giacomo che si fa trovare lì dove serve. Batte lungo Presti Giacomo, ultimi 3 minuti in arrivo, con la spalla Chiello, poi Piraino allarga per Lo Presti evita Tantillo, poi subentra Catanzaro, non c'è fallo né dall'una né dall'altra parte, allora Liga fermato, prova ad arrivare Viviano, il pallone per più veloce di lui e allora Insarauto. Chiello finta il passaggio, poi va da Rotolo, adesso Insarauto, lungo linea, può controllare con spazio Ribaudo, servito la Rosa, la palla passa, però non arriva la Rosa, forse in fuorigioco. Cambia ancora mister Di Fresco, esce Mistretta ed entra Lo Bianco. Cambia nulla a livello tattico, si va ad aggiungere a Marino e Gaziano nella linea di 3 disposta da mister Di Fresco. In
Vincenzo Lobianco. Rotolo, Inzarauto in avanti a cercare la corsa di Ribaudo. Ribaudo ha spazio per girarsi, poi prova a scodellare per la rosa, chiude la difesa della Fincantieri. Poi Calisti, Scrimenti non trova la sponda, poi Viviano si appoggia su Chiello, lancia in avanti, Flamia di testa. Inzarauto calcia col destro nel suo piede e si vede. Liga apre sulla destra, trova Scardina che non controlla bene con la coscia, poi Gaziano, poi in difficoltà Gaziano, attende il contatto con Scardina, si guadagna calcio di punizione, il massimo da una situazione di questo tipo. Quando stanno per iniziare gli ultimi 30 secondi di questo primo tempo vedremo anche se il direttore di gara darà recupero. In virtù dei due cambi effettuati da mister Di Fresco, da regolamento almeno un minuto dovrebbe essere assegnato. Vedremo ovviamente la decisione del direttore di gara. Gaziano va a lungo, controlla Scurato, poi fallo di Scrimenti su Liga. Scade adesso il 45esimo, un minuto assegnato dal direttore di gara, quindi previsione azzeccata. E Flamia può andare alla battuta della punizione, prova a chiudere in avanti il primo tempo la Fortitudo, colpo di testa di Marino, poi controllo non perfetto di Lopresti. Allora Viviano attende il movimento dei compagni, arriva Scrimenti, arriva Scurato, ma chiude tutto Flamia, fallo laterale, e allora è la Fincantieri che può chiudere in avanti la prima frazione. Schiavo fermato da Inzarauto, poi la rosa la tiene. Inzarauto la tiene in campo anche un'altra volta, poi alla meglio nel contrasto con Calisti. Calisti però torna su di lui e la toglie dalla disponibilità del numero 7 avversario. Scrimenti allarga per Tantillo che corre, poi tocco in profondità per Viviano che si è allargato. Viviano, serie di finte, ancora Viviano, passa al centro, Scrimenti guarda la porta, poi mette in mezzo il pallone. Inzarauto la alleggerisce per il suo portiere. Flamia, tocco rischioso, Inzarauto la gioca, poi Liga, attenzione a questa uscita della Fortitudo. Alla fine però arriva Rotolo, tocco per Ribaudo, scaduto da 20 secondi il minuto di recupero. In ogni caso Prestigiacomo arriva sul pallone. Prestigiacomo va a lungo, cerca Viviano che non controlla, poi Inzarauto batte lungo Chiello, controllo di Lobianco, rimessa per la Fincantieri. Lobianco con le mani, rimessa lunga, Scrimenti la gioca in avanti, Flamia controlla in qualche modo sulla pressione di Viviano e per l'arbitro basta così. Erano 2 i minuti di recupero, in ogni caso è 0-0 tra Fincantieri e Fortitudo Bagheria, uno 0-0 tutt'altro che bugiardo per quello che si è visto sul terreno di gioco di via Calcedonio. Squadre che si sono di fatto annullate a vicenda con soltanto una palla gol per parte. Il mischione nell'area di rigore della Fortitudo, in cui soprattutto Scrimenti non è riuscito a ribadire in rete al minuto 23, un minuto e mezzo dopo. La grande occasione per la rosa che ha costretto Prestigiacomo agli straordinari. Noi restiamo ovviamente in collegamento qui dal terreno di gioco della Fincantieri, restate con noi, ovviamente invieremo come di consueto alcuni nostri contributi dai campi durante il weekend appena trascorso. Poi torniamo per il secondo tempo di Fincantieri Fortitudo Bagheria. A tra poco. Amici di Sportisi, appassionati di calcio a 5, di futsal, soprattutto a livello giovanile, ben trovati dal Pala Don Bosco di fronte il Villauria e il Messina Futsal. Qui intanto pallone recuperato da Ingrassia, il vantaggio del Villauria, 7 minuti 28 secondi e la firma è di Ingrassia.
e dunque sblocca il risultato del Pala Don Bosco. Tocco di Minnone ancora per il numero 5 del Villaura. Scalavino arriva, La Piana che piazza e trova il 2-0, tutto facile per il Villaura che raddoppia subito con la rete di La Piana. Merito soprattutto ovviamente del Villauria e della sua supremazia. Scalavino, la punizione piazzata, colpo di testa di La Piana e arriva la rete del 3-0 con Cristian La Piana. Doppietta per lui che è entrato a partita in corso, ha già timbrato il cartellino 2 volte. Aveva iniziato l'anno scorso insieme al suo grande amico, anche lui presente in roster, mentre qui attenzione a Scalavino. Scalavino! Arriva anche la sua firma, arriva il gol del 4-0 per il Villauria. In gol il capitano di Mister Speciale, che qui va ad accomodarsi in panchina. La Piana. La conclusione deviata e la palla che finisce in rete per il 5-0. La firma anche di Muratore con un tiro dalla distanza deviato da un difensore del Messina. La Barbera prova a passare in dribbling ma la perde, allora Cucinotta, il tocco per Cavo che trova il gol del 5-1, accorcia le distanze o quantomeno non nega il clean sheet al Villauria, il Futsal Messina. Scalavino prova a puntare, stezza, Scalavino destro e ci voleva anche per risvegliare i suoi dal torpore. La giocata da parte di Paolo Scalavino, doppietta anche per lui, 6-1. Cucinotta ancora quasi, l'imbucata per Cucinotta, tocco morbido, 6-2. C'è gloria anche per Cucinotta, ha intercettata da Vasi, poi arriva Pecoraro che passa, Pecoraro in 2 contro 1, Pecoraro va dentro, La Piana, arriva adesso la tripletta per Cristian La Piana e la rete del 7-2 e torna a primeggiare La Piana in verticale. Guglielmini lo trova, il gol dell'8-2, gioia personale anche per il numero 11. Intanto ancora Guglielmini che recupera palla, resiste ad una carica, Guglielmini forse la doppietta più veloce della sua storia, è la doppietta che porta il passivo per il Messina sull'8-2, sul 9-2 scusate. Finisce la partita con La Piana che congela il pallone, finisce 9-2 per il Villauria contro il Messina Futsal. Buongiorno amici e amiche amanti del calcio giovanile, qui da Sportisi vi presentiamo il match tra Cus Palermo e Trapani. Una partita valevole per l'8ª giornata di campionato, Under 17 allievi regionali il campionato. Adesso può vedere la porta, cerca il compagno Rosato, calcia verso la porta, poi deviazione di Rammacca che però è anche in posizione di fuorigioco, calcia verso la porta, fa gol ma comunque il gioco era fermo, che ha negato il corner alla squadra di casa che adesso ribatte nuovamente, ancora Benivegna va giù e allunga questa palla verso il secondo palo, mette ancora in calcio d'angolo e con la suola la porta avanti. Piazzese si gira, ancora guarda la porta, potrebbe calciare, vediamo cosa fa, salta tutti, Piazzese, calcia Piazzese e la parata di Benivegna. Questa è una buonissima giocata del numero 7, vi ho fatto vedere perché porta quella maglia, infatti cerca in avanti lo scatto dietro le spalle di Maniscalco, è più veloce, poi lo sfida in dribbling destro-sinistro, lo salta, palla al centro col tacco, ci ha provato Di Matteo, una giocata molto complicata. Chiarello, allarga il gioco, Piazzese può puntare la difesa, va sul sinistro, palla al centro, Rosato l'aggancio, poi con sinistro va a controllarla ma non riesce a calciare 2 volte addirittura. Rammacca si appoggia dietro, vede il tiro da parte di Messina che non inquadra la porta ma ha fatto bene comunque a calciare. È buona, lancio in avanti, cercare Ruvolo col tocco sotto, esce veramente di pochissimo ma grande rilancio da parte di Teresi che vede
in anticipo, alla meglio Ammucciato che può partire verso la porta, una volata, Ammucciato può calciare, Ammucciato per la scivolata perfetta di riga. Messina che si è spostato nell'out di sinistra, può puntare la porta, Messina le finte, vuole il sinistro, poi il destro, rientra, poggia sul compagno, palla di ritorno ancora, ottimo qui la giocata, Chiarello può calciare, calcia Chiarello! E il gol da lontano, azione bellissima del Cus, proprio nei minuti finali di questo primo tempo, gol meritato, poi la grande giocata chiaramente perfetta con Messina e Rammacca che hanno duettato perfettamente, hanno servito poi il numero 10, va incontro Trapani, palla di ritorno perfetta, questo sì che è uno schema, poi calcia verso la porta di Salvo, dice di no con una grande parata, chiude il primo palo, ottimo qui la sventagliata, poi sembra in anticipo, poi riesce anche a passare, c'è al centro il compagno per Piazzese, che forse riceve la palla, poi con sinistro, ancora Chiarello, vediamo, esultanza da parte di Ruvolo che poi esulta come Kylian Mbappé, e fa benissimo perché fa 2-0, un rimpallo lo ha favorito, è stato un po' fortunato ma è stato chiaramente un grande movimento d'attaccante puro che raggiungerebbe la sua 8ª vittoria in campionato su 8 scontri, insomma inizio importante, poi il destro improvviso, ci ha provato Spanò a spaventare la difesa del Cus Palermo che però si salva ancora una volta, solo conquistando un altro dalla porta, Aiello allontana la palla quasi a lanciare il Ruvolo ma favorisce poi un pallone verso Piazzese che può attaccare la porta, allo spazio Piazzese guarda il portiere poi calcia col sinistro, se l'è procurata questa azione da solo con un rimpallo, va seguito benissimo, cross al centro da parte di Baiata, allontana Doncoro, favorisce comunque il tiro da fuori e poi va giù Di Salvo benissimo, allarga il gioco Novara, cerca l'inserimento del compagno poi con la testa a Randazzo, sfortuna nel rimpallo Iovine, poi cerca il compagno al centro, conclusione col sinistro Di Salvo, perfetto da terra, praticamente aumenta la sua trazione offensiva, spara la porta per aggiarsi Loria, grande giocata, poi alla conclusione per calciare, ancora una volta Di Salvo dice di no, si posiziona nella zona media del campo ma in maniera piuttosto defilata, per ripartire, tutta passa di Loria che passa sotto la barriera ma comunque non colpisce in maniera provvidenziale il portiere, rischia contro 3 maglie avversari, infatti sbaglia, Loria allunga questa palla, Sadotti può cercare la porta, calcia adesso che allunga la palla, ma ottima la parata ancora, la risposta di Salvo, terminerà il match, mancano infatti 10 secondi, rilancio del portiere, cercare il Ruffino, sbaglia qui l'aggancio perché va incontro alla palla, ma arriva anche il tipico fischio del direttore di gara ed entrano infatti in campo i giocatori del Cus che vincono questa partita per 2-0, grandissima partita, grandi gol, sia di Chiarello prima, poi il secondo da parte di Ruvolo, entrato dalla panchina. Si gioca allo stadio Fiorilli di Casteldaccia la sfida tra i padroni di casa di mister Marco Mineo e un Cus Palermo alla ricerca di punti dopo una striscia di risultati negativi. Il terreno di gioco è quello appunto del Fiorilli dove inizia la partita e subito i padroni di casa vanno alla ricerca del gol del vantaggio, come stiamo per vedere dalle nostre immagini. Qui una palla recuperata con lo scambio che vede ancora Fruci, il quale cerca di liberarsi, va al tiro, blocca Carnevale, poi riesce in qualche modo a liberare la difesa del Cus. Calcio di punizione per i nero-giallorossi con Aliotto che scodella in mezzo, il colpo di testa e la palla che non trova la via della rete con Fofana che ci prova, poi lancio lungo ancora una volta per Fofana, minuto 22 solo davanti al portiere ma viene chiuso in maniera provvidenziale dalla difesa Amaranto, calcio d'angolo adesso dall'altra parte per la formazione di casa con la palla che spiova in aria, c'è una conclusione da parte di Monti, respinge sulla linea forse Carnevale, forse Aliotto, fatto sta che il Cus Palermo si salva ancora una volta, minuto 40, cerca l'uscita palla al piede la squadra di mister Colombo che però sbaglia dando la possibilità al Casteldaccia di attaccare ancora una volta, la palla messa al centro per Monti che si gira molto bene, calcia col sinistro, la palla si perde fuori, non di molto. In chiusura di primo tempo, opportunità importante per il Cus, minuto 44, con la fuga sulla destra di Terrasi, il quale riesce anche ad arrivare sul fondo, mette al centro il pallone che viene allontanato, conclusione respinta, la palla finisce sui piedi di Tomasino, a tu per tu col portiere, non trova il gol del vantaggio, ma Cus che
un minuto dopo viene ulteriormente colpito, fallo di Capitan Carollo che era già ammonito, secondo cartellino giallo per lui, e formazione ospite che giocherà tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, ma prima vedo vedere il calcio di punizione da cui è scaturito il rosso a Carollo. La punizione battuta da Minnone, il direttore di gara lascia battere la punizione che viene calciata fuori misura. Si chiude così il primo tempo. Nella ripresa subito un calcio d'angolo in favore del Casteldaccio con la palla che spiova in aria, e Carnevale si deve superare per negare l'1-0 al Casteldaccia di Mister Mineo, che qui subisce un attacco. Passano tanti minuti, si arriva a 5 minuti dalla fine. Fofana scatta sul filo del fuorigioco, riesce col pallonetto a calciare ma non trova la porta. Occasionissima per il Cus che qui deve difendersi. Minuto 87, altra occasione nel cuore dell'area per il Casteldaccia, la palla che arriva sul fondo e viene addirittura colpito un giocatore Amaranto. Occasionissima, gigantesca per la squadra di Mineo che poteva vincerla 3 dalla fine. Siamo già in recupero con questo nuovo tentativo, con questa conclusione che però si perde docilmente tra le braccia di Carnevale, e dopo 4 minuti di recupero e dopo quest'ultimo tentativo però non trova sbocchi per il Casteldaccia, finisce la partita 0-0 al Fiorilli. Un punto importante soprattutto per gli ospiti. Il Casteldaccia non riesce a vincere. Da Sportisir è tutto, alla prossima. Sono rientrate in campo le formazioni di Fincantieri e Fortitudo Bagheria. Inizia il secondo tempo qui dal terreno di gioco della Fincantieri 0-0, dopo i primi 45 minuti per la gara valida per il recupero della settima giornata del girone B del campionato regionale allievi under 17. Poche emozioni, come detto nel corso della prima frazione, e anche nessun cambio tra le due squadre rispetto ai 22 che hanno concluso la prima frazione. Quindi Fincantieri che si schiera con il suo 3-4-1-2 che vede in porta Presti Giacomo, linea difensiva composta da Lo Bianco che ha preso il posto di Mistretta, poi Gaziano e Marino, mentre qui intanto una palla troppo lunga. Centrocampo con Schiavo che agisce sull'out di destra e Tantillo che agisce sulla fascia sinistra. In mezzo ci sono Catanzaro e Calisti. In attacco, in un tridente molto mobile, Scrimenti che ha preso il posto di Scafidi, poi Viviano e infine Scurato. Risponde la Fortitudo Bagheria con un 4-3-3 che vede in porta Morvillo, in difesa a destra Lopresti, a sinistra Insarauto. I centrali sono Chiello e Flamia. In mezzo al campo agiscono La Rosa con Lima e Piraino. La punta centrale è, intanto attenzione alla conclusione, finisce fuori da parte di Scrimenti. Dicevo, la punta centrale è Ribaudo, ai suoi fianchi a destra Scardina, a sinistra Rotolo. Fincantieri che dopo i due cambi
effettuati ancora in panchina in ordine numerico da Alessandro, Pirrera, Leonardo, Cucchi, Fazio e Cilio. Dall'altra parte in panchina per la Fortitudo il secondo portiere Sarcona, poi Cicalese, Abello, Lannino, Poma, Martorana, Bartolone, Furaforte e D'Amico. Piccola segnalazione, il direttore di gara non se n'è ancora accorto, dopo 2 minuti e 20 di partita non c'è sotto alla postazione da cui vi sto raccontando la partita l'assistente di Casa Fortitudo. Alla fine del primo tempo c'è l'inversione con l'assistente della Fincantieri che passa dalla tribuna opposta alle panchine a quella lato panchine. Da questa parte però non è ancora arrivato nessuno. In ogni caso torniamo in cronaca con un fallo laterale per la Fincantieri, con Gaziano che va a lungo, colpo di testa da parte di Lopresti, poi Scardina prolunga, almeno ci prova, Lopresti costretto a spazzar via. Calisti alza questo pallone all'indirizzo di Viviano, il controllo chiude però Insarauto, scorta il pallone Lo Bianco che è costretto a mettere in fallo laterale senza badare ai fronzoli. Roto la gira, c'è Lopresti allarga per Scardina, può andare in 1 contro 1 Scardina, decide di alzarla per i compagni però non riesce a giocarla. Liga con eleganza allarga il fronte, poi cerca di farla passare Rotolo per Ribaudo, ha chiuso però Marino in fallo laterale, non riesce a salvarla Schiavo. E c'è adesso il primo cambio per la Fortitudo, esce Scardina, entra col numero 18 Bartolone. Primo cambio per mister Tarantino. La rimessa con il tentativo di Ribaudo, la palla allontanata da Schiavo, controllo che non riesce a Liga e poi lotta con Scrimenti, alla fine ha ragione lui, no, perché c'è stato un fallo da parte del numero 4 Fortitudino e calcio di punizione per la Fincantieri con Lo Bianco che gioca in avanti. Lo Bianco attende il rispetto della distanza, poi può andare alla battuta lunga verso l'area di rigore della Fortitudo, l'uscita in qualche modo, poi Scrimenti, palla che diventa buona, Viviano rovesciata sopra la traversa, ha cercato il gol con gli effetti speciali, qui Marco Viviano non ha trovato la porta. Inviato a fondo per Morvillo con Liga che gli si fa incontro, arriva il pallone per lui, poi Lopresti con spazio, sbaglia per il controllo, riesce in qualche modo a rimediare ma non a trovare compagni, allora spazza Lo Bianco, colpo di testa da parte di Piraino, poi Calisti la alza verso Viviano, solito duello con Chiello, Viviano riesce a controllare, evita un intervento, poi Chiello lo ferma, fallo laterale Fincantieri. La rimessa per Marino. Battuta lunga verso l'area di rigore, colpo di testa a mettere fuori di Chiello. Poi arriva Schiavo, la palla per Schiavo, sinistro, ribattuto. Catanzaro allora con lo Scorpione non riesce a trovare compagni, Scrimenti fermato, ci pensa Calisti, tiro ribattuto da Chiello, allora si alza la Fortitudo che cerca di andare a pressare, è però in netto vantaggio Lo Bianco che serve Prestigiacomo, rinvio forte che trova la testa di Chiello, colpo di testa in fallo laterale. 6 minuti 40 secondi, 0-0.
è pronto anche D'Amico nella Fortitudo, meglio inizia esercizi di riscaldamento agli ordini del suo allenatore Sandro Tarantino. Il controllo di Viviano, poi sbaglia forse la giocata più semplice, ovvero sia il tocco per Scurato. Allora attenzione al tentativo di ripartenza, Scurato completa la corsa all'indietro, recupera il pallone, poi gioca in avanti Viviano, anticipato da Chiello, però la tiene in campo. Allora Scurato, fermato da Flamia, si riparte dal fondo. Ha già rimesso in gioco il pallone alla Fortitudo con Liga che lancia, Gaziano di testa, non semplice a governare questo pallone, poi gestito da Calisti in avanti. Scriventi non riesce nella sponda e allora Liga. Il tocco per Rotolo che lancia in avanti, prova a premiare la corsa da parte di La Rosa, l'uscita di testa ai confini dell'area di rigore da parte di Prestigiacomo. Fallo laterale battuto da Rotolo per Ribaudo. La Rosa, dialogano in tre, la palla va fuori, l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia blu con Di Fresco che per il momento non guarda alla sua panchina. Poco movimento anche dall'altra parte, c'è comunque tanta tensione per una partita molto importante per quelli che sono le eventuali conseguenze di un risultato da una parte e dall'altra. Come detto in presentazione, chi vince balza al secondo posto alle spalle del Buonpastore. Dovesse vincere la Fincantieri sarebbe seconda da solo a -2. Dovesse vincere invece la Fortitudo Bagheria andrebbe ad agganciare in seconda piazza l'Atena a -3 dalla capolista, che tra altre cose è proprio l'avversaria domenica prossima al Comunale di Bagheria per la squadra di Tarantino, mentre la Fincantieri andrà ad affrontare la Vis Palermo. Occhio alla punizione battuta verso l'area di rigore, il colpo di testa a mettere fuori, si impegna Catanzaro, non la tiene in campo, anzi sì, secondo l'arbitro. Qui è una svista clamorosa da parte del direttore di gara. Un Catanzaro che era venuto almeno 20 centimetri al di là della linea laterale. Rimessa poi per la Fortitudo qualche metro più avanti, trattenuta ai danni di Bartolone, non sanzionata dall'arbitro. La battuta di Marino non è granché, colpo di testa da parte di Liga, può arrivare Ribaudo in posizione regolare, Ribaudo, tentativo ribattuto per Ribaudo, la gioca accanto per La Rosa, salvataggio straordinario di Lo Bianco e palla in fallo laterale, è andata ad un passo dal vantaggio la Fortitudo, ma clamoroso errore di La Rosa. Brutto errore qui di La Rosa, aveva la porta sguarnita davanti a sé, è riuscito a sbagliare. Bravo Lo Bianco, per carità, grande salvataggio da parte sua, ma i meriti del 6 in maglia rossa vanno, del 14 in maglia rossa vanno condivisi con i demeriti del 7 in maglia blu. La palla lunga con le mani da parte di Lopresti, di testa Calisti, poi spazza Marino in avanti, Viviano controlla, poi non riesce a gestirla, allora Insarauto scarta su Viviano, l'arbitro fischia contro Viviano, fischio difficile onestamente da comprendere, visto che Viviano era alle spalle del suo avversario, non lo ha affrontato in alcun modo. Qui sbaglia però la Fortitudo. Allora può andare a rinvio. Presti, gioco. Colpo di testa da parte di Lopresti, poi arriva Rotolo, ma arriva soprattutto Scriventi, che però non trova compagni a servire. Allora Liga col fallo di Catanzaro. La battuta lunga di questo calcio di punizione verso l'area della Fincantieri di testa Gaziano, poi arriva Ribodo, tiro ribattuto, Piraino lo affronta Tantillo, la palla messa in mezzo, male
dal terzino destro della Fortitudo Bagheria. La battuta del calcio di punizione, o meglio, del rinvio da fondo campo con Viviano. Schiavo, controllo, può avanzare i compagni, poi palla sulla corsa di Scriventi. Chiello però usa il fisico, lo tiene, bel duello tra i due, alla fine la scivolata di Scriventi che vale il calcio d'angolo. Qui ottima giocata da parte del 20 della Fincantieri. È Schiavo che può andare dalla bandierina, alla fine lascia Tantillo. Salgono in realtà soltanto un difensore centrale sale all'interno dell'area, si tratta di Marino. La battuta verso l'area di rigore, proprio Marino di testa, non riesce ad indirizzare verso la porta. Occasione sull'asse Tantillo Marino per la Fincantieri. Vedremo ovviamente quando siamo ormai vicini anche allo scadere dell'ora, quindi mezz'ora alla fine, se la stanchezza diventerà, come spesso accade in questi casi, un elemento da una parte e dall'altra, e di conseguenza le squadre più stanche e più lunghe anche concederanno più spazio. In ogni caso fallo laterale per la Fincantieri, che sta alzando un po' il baricentro dopo lo scampato enorme pericolo di qualche minuto fa. La rimessa di Marino, palla allontanata, poi spazza Flamia di testa Calisti in qualche modo, poi La Rosa affrontato da Schiavo, prova a prenderla il 7 rosso, la prende il 7 blu nonostante una trattenuta, può allungare La Rosa, lo ferma Calisti con un'ottima scelta di tempo, poi Scriventi un po' di sufficienza in questo passaggio, bravo Piraino a portarla via Viviano che commette fallo, calcio di punizione e giallo per Catanzaro che ha allontanato la palla. Calcio di punizione dunque per la Fortitudo e primo cartellino giallo della partita all'indirizzo di Giovanni Catanzaro. Punizione per Liga che batte ancora una volta lungo verso l'area avversaria, colpo di testa da parte di Marino, poi quello dello stesso Catanzaro dalle parti di Lopresti, poi il ribaudo, la gioca subito Piraino, anticipato, ancora Lopresti ad alimentare, Lopresti la gioca in avanti, viene fermato, poi Scurato non trova Viviano, chiude Inzarauto direttamente in tribuna, fallo laterale, non ha badato i fronzoli in questo caso Salvatore Inzarauto. Con le mani Lo Bianco, fondamentale nel salvataggio sulla Rosa di qualche minuto fa. Scriventi recupera un buon pallone, avanza Scriventi, va sul fondo, propone al centro, intercetta Chiello, poi ancora Scriventi in mezzo, colpo di testa di Piraino dove c'è Liga che fa ripartire i suoi. Allora attenzione alla corsa di La Rosa, fermato ancora da Lo Bianco che vince un altro duello con il numero 7 avversario, forse un tocco di mano di Inzarauto che comunque mette in fallo laterale. Le mani Lo Bianco allora, il controllo di Scriventi che riesce a passare in mezzo a due, l'arbitro prima non fischia provando a concedere vantaggio, poi si rende conto che non c'è modo e allora piazzato praticamente nella tre quarti avversaria, un passo oltre la tre quarti avversaria per la Fincantieri.
Calcio di punizione sul pallone Tantillo e Catanzaro. Vedremo se andrà Tantillo col sinistro o Catanzaro col destro. Non riesce allo scambio, allora Tantillo con la palla nel cuore dell'area, colpo di testa di Marino ad alimentare, ma non c'è nessuno a raccogliere la sua sponda aerea. Poi Catanzaro di testa prova ad arrivare Schiavo e arriva. Tantillo incespica sul terreno di gioco, è andato giù letteralmente da solo, ha messo mano un piede. Schiavo, l'1 contro 1 con Insarauto, poi spazza Chiello e Flamia hanno giocato una grandiosa partita al centro della difesa. Di fatto le palle gol della Fincantieri sono arrivate o da palla inattiva come nel primo tempo con Scriventi, oppure con situazioni estemporanee. Qui intanto non passa Bartolone, arriva Prestigiacomo in uscita, dicevo, palle gol della Fincantieri da palla inattiva oppure in situazioni estemporanee come la rovesciata tentata da Viviano. Un po' più nitide invece, almeno nella costruzione, le occasioni avute dalla Fortitudo. Qui Piraino resiste a un paio di cariche, si gioca, Liga, lancio lungo per la rosa, lo bianco in qualche modo poi allontana e fa bene Marino, nonostante Prestigiacomo avesse chiamato il pallone in uscita. C'era un po' troppa gente per far rimbalzare il pallone da quelle parti. Allora attenzione al cross di Rotolo, fa scorrere Bartolone che riceve. Bartolone contro Tantillo, vince il rimpallo, poi subentra Gaziano, trattenuta di Bartolone. Qui le proteste volevano un cartellino per il primo subentro di Casa Fortitudo, il quale ha negato la ripartenza a Gaziano. In termini di regolamento poteva starci il provvedimento per il 18 di mister Tarantino. La battuta di Gaziano con la palla che spiove, il controllo addirittura da parte di Bartolone, poi alza Tantillo, la palla esce vedrà la battuta, lo Presti verso il centro del campo, il controllo di Calisti, poi si lotta davanti alla nostra postazione, spazza via Liga, diventa quasi buona per la rosa, ancora lo bianco, un'ombra e quasi un incubo per il numero 7 della Fortitudo. Viviano anticipato dal solito Chiello, poi Piraino, Bartolone prova ad andare contro Gaziano, si ripete il duello, Gaziano allunga il tackle, lo ferma prendendo palla, poi però si è fatto male Bartolone. A terra Bartolone che lamenta l'entrata fallosa di Gaziano. La palla è rimasta lì, quindi Gaziano evidentemente sulla palla è arrivato, da capire se è arrivato prima si è rialzato Bartolone. Per fortuna è stato più lo spavento che non l'effettiva durezza dell'intervento ai suoi danni. Si riprende con Gaziano che calcia a lungo facendo salire i compagni alla ricerca di Scriventi, fermato neanche a dirlo da Chiello. Viviano, Schiavo, può avanzare. Calisti cerca di passare sul ribaudo, la tiene lui, ancora Calisti in avanti, non trova però l'arrivo di Viviano, allora rimessa. Ribaudo,
Schiavola meglio, poi Calisti, serie di rimpalli, forse c'è anche un tocco di braccio lì in mezzo, pulisce tutto Liga, che serve La Rosa. La Rosa cerca di saltare lo bianco che lo ferma e allora si riparte dal fondo. Siamo a metà del secondo tempo e la gara non ha ancora un padrone. 0-0. La battuta da parte di Prestigiacomo, Viviano fermato, fallo di Liga. La battuta di Marino, ormai divenuto l'intestatario insieme a Tantillo delle battute da fermo. Marino va verso l'area di rigore, allontana Inzarauto, colpo di testa di Gaziano, poi fallo. Lo Presti cerca e trova Bartolone fermato da Gaziano. Subito la battuta verso Ribaudo che la fa scorrere di testa Marino, poi Gaziano in rovesciata. Scurato, poi Viviano fa scorrere, interviene Rotolo, poi si gioca ancora, Liga prova a passare in mezzo a due, lo ferma però Viviano molto bene, lancia in avanti per la corsa di Scriventi che parte questa volta in anticipo su Chiello, non riesce ad arrivare sul pallone. Comunque mi correggo perché l'assistente che agisce dal lato delle panchine è della Fortitudo, quindi manca l'assistente di Marca Fincantieri. In ogni caso, il direttore di gara che non se n'è accorto e mancano 20 minuti alla fine. La battuta del fallo laterale. Ribaudo, spalle alla porta, riesce a girarla. Poi lo Presti, lungo, chiama a gran voce il pallone. Prestigiacomo la fa sua. La battuta lunga di Prestigiacomo verso Scurato. Colpo di testa di Flamia. E poi Flamia la fa rimbalzare su Scurato. C'è un cambio per la Fortitudo. C'è l'uscita di La Rosa, entra Furaforte, maglia numero 19, con Bartolone subito chiamato ad agire sull'out sinistro, quindi Furaforte passerà a destra. Cambia anche mister Di Fresco. Esce Scurato, entra Cilio, maglia numero 19 per lui. 19 più recupero alla fine. Rimessa per Lo Presti. Cercato Furaforte, colpo di testa di Gaziano, poi subentra Rotolo che va a lungo alla ricerca di Bartolone. Bartolone con questo pallonetto, Furaforte arriva e non riesce a inquadrare la porta. Subito una palla gol enorme per il ragazzo entrato un minuto fa. E altra occasione enorme per la Fortitudo, con Furaforte che non è stato abbastanza freddo. Subito la nuova connection di esterni, Bartolone e Furaforte a creare dei pericoli per la porta di Prestigiacomo.
che lascia la battuta del rinvio allo bianco. Catanzaro sbaglia il tocco. Bartolone va a lungo, la chiama ancora Prestigiacomo con grande senso di leadership. Rinvia lungo Prestigiacomo, cercando proprio il nuovo entrato Cilio, che fa sponda di testa. Viviano la apre subito per la corsa da parte di Schiavo. Schiavo sul fondo viene contrastato dall'ottimo Insarauto. Ribaudo la gira. Bartolone, battuta a cambiare gioco. Gaziano anticipa Furaforte, poi Viviano praticamente col piede in testa l'ha controllata. Subito lungo verso Cilio, il controllo di Flamia. Lopresti anticipato, poi riesce a controllarla lui sul pressing di Tantillo. L'ottima uscita qui di Gaziano, cercare di alimentare verso Cilio, che la tiene, no, non la tiene in campo. Cambio nella Fincantieri, esce Schiavo ed entra D'Alessandro, altro esterno a tutta fascia. Giocatore con tanta gamba, tanto fiato. L'anno scorso spesso e volentieri titolare, proprio sull'out di destra. Palla lunga intanto. Catanzaro in due tempi, poi ancora Chiello. Lopresti non arriva, arriva invece Tantillo che va a lungo. Cilio, spalla alla porta, non trova compagni a servire, poi arriva Catanzaro che allarga molto bene. D'Alessandro, prima palla della sua partita. D'Alessandro fermato da Insarauto. Allora attenzione alla ripartenza. Bartolone prova a fare correre Furaforte, la posizione è regolare, ma Prestigiacomo legge la situazione con anticipo e va a lungo. Cilio non arriva. Piraino. Insarauto controlla un pallone non semplice, passa in mezzo a due Insarauto, poi la gioca in avanti dove non ci sono compagni, e allora Gaziano, battuta lunga, Cilio, controllo, cerca la sponda, la palla rimane a lui. Adesso Catanzaro, il controllo da parte di Insarauto, poi scontro che vede Liga avere la meglio. D'Alessandro al contrasto con Rotolo. Rimessa per la Fincantieri, ultimo quarto d'ora più recupero. Con lo bianco, colpo di testa di Liga, poi quello di D'Alessandro, pallone che rimane lì. Chiello allontana Insarauto. Poi Rotolo la gira a Lopresti, in qualche modo Lopresti trova Furaforte. Furaforte porta a spasso Tantillo, poi il tocco per Lopresti. Lopresti lungolinea, posizione regolare per Ribaudo che può correre, l'uscita di Prestigiacomo. Tra le proteste furibonde i giocatori della Fincantieri che volevano un fuorigioco, qui Liga contro Viviano, si gioca Viviano, ingresso in area, il tocco per Cilio che sterza, Cilio al tiro, la palla bloccata da Morvillo, potrebbe accendersi la partita adesso. Vediamo se si accende adesso la partita con queste occasioni, con anche un po' di nervo da una parte e dall'altra, tra proteste e anche un po' di stanchezza, e come dicevo prima rischia di affiorare. Qui devono essere brevi anche gli allenatori con la gestione dei cambi. Lopresti calcia addosso a Cilio, guadagna fallo laterale. Gaziano di testa, altra rimessa un paio di metri più avanti.
Lopresti con la rimessa lunga di testa Gaziano, poi Viviano, controllo, sponda su Calisti che prova a restituirgli palla, ancora Viviano che calamita attorno a sé il pallone, sempre Viviano, lo chiude Piraino, fallo di Viviano. Ribaudo, allarga, Fura forte, prova ad andare contro Gaziano che lo trattiene, poi arriva in seconda battuta anche Marino a fermare. La battuta di Lopresti con le mani verso l'area, verso Ribaudo che incespica sulla terra battuta della Fincantieri, palla sul fondo, si riparte. Ed è anche l'ultima giocata da parte di Ribaudo al suo posto col numero 20 D'Amico. Quindi cambia anche l'ultimo tassello del tridente mister Tarantino. (12 più recupero alla fine). Come sempre lo bianco a battere i rinvii. La palla che scorre, Viviano. Viviano sbaglia il tocco, Furaforte recupera. Poi Rotolo. Per attenzione alla ripartenza, chiusa però da Gaziano che non batte Fronzoli. La palla che arriva nell'area di rigore, Morvillo. L'arbitro lascia giocare nonostante sia chiara la carica ai danni del numero 1 della Fortitudo. Si gioca comunque. Catanzaro. In avanti. Poi Scriventi fermato, Calisti cerca la palla per Cilio, la sponda per Scriventi, Scriventi se la sposta al sinistro, va al tiro, la palla esce. Si riprende. Catanzaro, tocco largo per D'Alessandro, poi Calisti, ancora D'Alessandro. Palla per via centrali, Scriventi anticipato da Chiello. Allora rimessa laterale per lo bianco, ultimi 10 in arrivo. Da Alessandro, forse reclamato anche un fallo di mano, poi arriva adesso. C'è l'ingresso in campo di Fazio nella Fincantieri, esce Scriventi che era entrato intorno al quarto d'ora del primo tempo al posto di Scafidi. Inzarauto batte lungo ma sbaglia. D'Alessandro cerca Calisti, lo trova, fa però un muro molto bene Rotolo. E allora attenzione con la chiusura però in fallo laterale. Battuta in avanti, colpo di testa da parte di Gaziano, ancora Lopresti sempre di testa. Catanzaro, poi in qualche modo ha ragione Cilio che cerca la palla in profondità, ancora Cilio che la può tenere contro Flamia, fallo di Cilio. Cambio nella Fortitudo Bagheria, finisce l'ottima partita da parte di Inzarauto che ha dato tutto in questi 81 minuti. Al suo posto numero 15 Lannino con Lopresti che passa a destra. La battuta lunga, interviene Marino, poi
C'è l'intervento con un braccio, con Fazio che cercava la ripartenza. E calcio di punizione, sul pallone c'è Marino. La battuta verso l'area di rigore, allontanata la difesa della Fortitudo, ma c'è Calisti che ripropone al centro, allontana definitivamente Flamia. Poi Marino per Calisti, cercata la sponda aerea, si butta nello spazio Fazio, viene fermato regolarmente secondo il direttore di gara, poi Chiello resiste ad Alessandro, la palla esce, fallo laterale per la Fincantieri che attacca, Cilio cerca Fazio, non lo trova, allora prova a ripartire la Fortitudo con il tocco sbagliato di D'Amico. Viviano, palla sul destro, ci prova, palla fuori e conclusione imprecisa di Marino, scusate, di Viviano. Qui cerca la giocata D'Amico che viene fermato, ben altra stazza rispetto a Ribaudo. Viviano prova a girarsi in mezzo a due, non ci riesce, e allora prova a ripartire la Fortitudo con Furaforte, fermato da Gaziano. Rimessa per Lannino, il controllo di Piraino fermato da Catanzaro, prova ad andare Catanzaro che allunga la falcata. Catanzaro vede il movimento di Fazio, il quale tagliava dall'altra parte, e allora occasione che si spegne per la Fincantieri, anche se qui Fazio cerca di pressare, recupera su Morvillo che commette fallo probabilmente, vediamo, sicuramente palla della Fincantieri, da capire se è rimesso calcio di punizione, ma credo rimessa. Il direttore di gara ha fatto il segno della palla e allora torna ad attaccare la squadra guidata da Mister Di Fresco con la battuta di Lobianco, lunga verso l'area di rigore, arriva Cilio che controlla, poi Fazio la tiene, Fazio prova a calciare, ne esce un tiro debole facilmente controllabile da Morvillo che fa salire i compagni. 5,5 alla fine, sempre 0-0. L'impressione, a differenza del primo tempo, è che adesso la gara possa essere sbloccata da un momento all'altro, anche se il tempo è poco. Lo Presti evita Fazio, evita anche ad Alessandro, poi arriva Calisti a chiudere e alla fine spazza senza fare complimenti lo bianco. La palla è rimasta in campo e allora attenzione all'avanzata ad Alessandro, il servizio per Cilio, sponda per Fazio in area di rigore, chiude Lannino in mezzo a 3 maglie rosse. Attenzione dall'altra parte, squadre spaccate, lancio in avanti di Rotolo dalle parti di Furaforte, chiude bene Gaziano che resiste anche alla pressione del numero 19 ospite e va in scivolata molto bene a servire Tantillo, che però non controlla. Lannino, la sterzata rischiosa ma efficace del 15, tocco per Furaforte, fermato senza fallo da Gaziano, rimessa Fortitudo Bagheria. Vediamo che con questo punto salirebbero rispettivamente al terzo e al quarto posto le due squadre. Attenzione però a Rotolo, conclusione centrale. La parata di Prestigiacomo, ultimi 4 in arrivo, poi recupero, colpo di testa di Chiello, sempre preciso, sempre sul pezzo, calcia in avanti Bartolone alla ricerca di Rotolo, interviene con la spalla lo bianco perché di meglio non si poteva fare. Rimessa per la Fortitudo, dicevo, Fincantieri che con questo pareggio andrebbe al terzo posto, a una lunghezza dalla Atena Seconda, a 4 dal Buonpastore capolista, un punto in più rispetto alla Fortitudo che qui continua ad attaccare, ma è bravo e anche fortunato da Alessandro a far calambolare la palla addosso a un avversario. Rimessa per i suoi. Nello specifico per lo bianco che fa avanzare i compagni, attende la torre giusta. Eccolo lo bianco, prolunga D'Agostino, Viviano, era ad Alessandro ovviamente, non D'Agostino. Piraino,
intervento di Lopresti che mantiene il pallone, Bartolone in avanti, interviene Gaziano sempre puntuale anche lui, poi Catanzaro con la rovesciata che però trova solo maglie avversarie come quella di Piraino, conclusione debole anche questa, senza problemi per Presti Giacomo. Batte lungo il portiere della Fincantieri cercando Viviano e questa volta non arriva. Fazio di testa per la corsa di Cilio. Chiude Flamia, però sui piedi di Fazio. Attenzione a Fazio, fermato dall'ottimo intervento di Flamia. Qui intanto Lannino con un po' di fortuna passa. Lannino. C'è lo scontro che però favorisce la Fincantieri. Tantillo, scambio in aria. Tantillo, la palla che rimane lì. E poi esce sulla scorta da parte di Morvillo, occasione potenziale per la Fincantieri. Riparte dal fondo Salvatore Morvillo. La battuta del numero 1 della formazione bagherese che arriva a centrocampo, interviene D'Alessandro, Fazio non la tiene in campo, sarà rimessa proprio davanti alla panchina di Sandro Tarantino. Batte lungo Lopresti rischiando anche il cambio. D'Amico per la corsa di Bartolone che controlla in volo, poi cerca di passare ma ci sono 3 avversari, poi commette anche fallo Bartolone non secondo l'arbitro, e allora D'Amico che passa, resiste una carica, si lotta al limite dell'area, conclusione da dimenticare di Piraino. Lo bianco al rinvio dal fondo, ultimo minuto in arrivo. La battuta di Lo Bianco prolunga Marino, la palla arriva ad Alessandro che gioca in avanti. Fazio la tiene, prova ad allungare la falcata, salta Lopresti che non tocca. Allora si riparte con una rimessa per la Fortitudo, ultimi 30 secondi, poi recupero, attendiamo la segnalazione. Il tocco un po' rischioso di Rotolo ma che arriva comunque a Lannino. Piraino, controllo, fa salire i compagni Piraino, poi si libera Fura forte. Lannino fermato, poi Viviano non bene, corregge Calisti, arriva Gaziano che lancia in avanti, controllo di Lannino. Va Lannino, poi l'entrata da parte di Gaziano, calcio di punizione. 3 minuti di recupero. Indicativa la scelta del direttore di gara sul recupero, partita molto scorrevole, partita con poche interruzioni e neanche troppo lunga a dire la verità. Va bene i cambi, 3 minuti giusti, ma attenzione a questo calcio di punizione per la Fortitudo. La battuta da parte di Bartolone nel cuore dell'area, allontana Marino che prova a far salire la linea, poi Fazio è il più lesto, Fazio la tiene, gioca in avanti per Viviano che era in posizione di fuorigioco, non sarebbe comunque riuscito ad arrivare. Due minuti qualcosina in più per Pirrera che prende il posto di Tantillo. Altro cambio con l'ingresso di Leonardo al posto di Calisti. E anche cambio per Tarantino con l'ingresso di Martorana al posto di Rotolo, quindi non riesce a Rotolo di segnare per 2 gare consecutive, aveva fatto una doppietta
contro il Canicattino, il 6-0 della gara giocata domenica in trasferta. Ne approfitto per ricordare, visto che manca poco più di un minuto alla fine, visto che i cambi sicuramente porteranno un extra recupero, che domenica saremo, anzi sabato saremo di nuovo qui per Fincantieri Vis Palermo, nona giornata del girone B di questo campionato allievi regionali Under 17. Saremo anche al Cus Palermo domenica mattina alle ore 10 per Cus Palermo con Cadoro Monreale, giovanissimi regionali Under 15. E saremo anche al Pala dalla Chiesa Setti Carraro di Bagheria per Real Termini Messina Futsal di calcio a 5 Serie B girone H. Poi ovviamente i consueti contributi dagli altri campi con gli highlights, compresi gli highlights di questo Fincantieri Fortitudo Bagheria, che vede quasi sul gong un fallo laterale per la squadra di Mister Tarantino, con la palla alzata da Lopresti, interviene di testa Lo Bianco, poi liga dalle parti di Martorana che sbaglia, Lo Bianco calcia lungo, prova ad arrivare dove c'è Cilio che salta a vuoto, poi trova il pallone contro Chiello, sempre Cilio, prova a girarsi, Viviano, si continua a giocare, poi palla alzata da Pirrera, prova ad arrivare Cilio, in effetti fa la sponda, ma non ci sono compagni da servire. Siamo 33 secondi oltre il terzo di recupero. Flamia va a lungo di testa, è intervenuto Leonardo, poi sbaglia il capitano della Fortitudo, uno dei primi errori di una partita pressoché ineccepibile da parte del tandem difensivo composto da Chiello e dallo stesso Flamia. Qui colpo di testa di Fazio che non trova rifornimenti, spazza Lopresti, arriva Lo Bianco in qualche modo, poi colpo di testa a cercare D'Amico, la chiusura di Leonardo, si gioca, attenzione alla ripartenza della Fortitudo, bravissimo a chiudere Marino, e per l'arbitro può bastare così, finisce 0-0 il recupero della settima giornata tra Fincantieri e Fortitudo Bagheria. Una partita tosta, una partita maschia, corretta, con poche occasioni da gol, ma comunque molto pericolose da una parte e dall'altra. Pareggio giusto, pareggio che smuove poco la classifica, visto che la Fincantieri sale al terzo posto a -4 dalla capolista Buonpastore, un gradino più sotto c'è la squadra di mister Sandro Tarantino. Speriamo di avervi fatto compagnia in questo mercoledì pomeriggio di metà novembre. Da Francesco Cammucca e da tutta la redazione di Sportisili un ringraziamento a chi ci ha seguito. Ovviamente continuate a seguirci sui nostri profili social, sul nostro sito www.sportisili.it, sul canale YouTube. Grazie ancora per averci seguito, alla prossima!